I nostri agricoltori, le nostre imprese agricole lamentano il mancato pagamento da parte di Agea di fondi che loro spettano ormai da addirittura il 2015. È un ritardo inaccettabile. Ho personalmente scritto insieme all'assessore Sciaurli già almeno 2 lettere al ministro Martina e abbiamo avuto una risposta dal direttore dell'Agea, risposta che evidentemente ancora una volta non è sufficiente, anche perché ancora una volta vengono posticipati i tempi per i pagamenti. Da marzo siamo passati ad aprile, da aprile adesso gli ulteriori pagamenti verranno fatti in un tempo ancora più lungo. Oggi ho scritto di nuovo al Ministro Martina lamentando questi ritardi, chiedendo urgentemente un incontro, dicendo che evidentemente ormai l'attività di Agea non risponde a quelli che sono i bisogni dei nostri cittadini, in particolare dei nostri agricoltori, che tra l'altro stanno abbandonando interesse verso le misure del piano di sviluppo rurale nelle quali la Regione ha investito tanto e che servono terribilmente alla nostra economia, alla nostra Regione e alle nostre politiche agricole.